A Treviso ci sono state probabilmente delle scelte più o meno opportune, sia da parte probabilmente del prefetto, sia da parte probabilmente anche delle autorità locali. Il governo ha preso una decisione o ha annunciato per adesso una decisione, io la rispetto da funzionario dello Stato senza fare commenti. Discutibili sia le scelte del prefetto Marroso rimosso, così come quelle di certi sindaci del territorio, il commento dal Veneto del capo del Dipartimento Immigrazione del governo, che lancia un chiaro messaggio agli amministratori locali. Se tutti i sindaci ci danno una mano, l'impatto sul territorio è modesto e nessuno deve sentirsi condannato da scelte imposte dall'alto. Prima dell'hub, meglio altre soluzioni, dice il capo dei prefetti. Non so se si farà un hub regionale alla fine, sta sempre più prendendo piede, mi pare, nella convinzione dei sindaci e delle autorità locali, l'idea invece di un'accoglienza diffusa, di un'accoglienza per piccoli gruppi come fanno in Friuli, come fanno in Toscana, e questa può essere una strada. Ma anche l'accordo Stato-Regioni è appunto un accordo, come dice lei, e quindi si possono fare gli hub regionali dove vogliono fare gli hub regionali, l'hanno fatti in Emilia, lo faranno in Piemonte, si può fare accoglienza diffusa.